ultimi due arrivati, che sono due giocatori, pensiamo, di un profilo importante, siamo particolarmente contenti. Ringrazio la società per aver messo a disposizione questi ulteriori acquisti. Non credo che abbiano bisogno di tante presentazioni perché hanno una carriera alle spalle di tutto rilievo, quindi io insomma, mi limito a far parlare loro. Dai, noi siamo contenti della squadra che abbiamo allestito, siamo riusciti a fare le due uscite che dovevamo fare e abbiamo fatto i due ingressi che volevamo fare. Quindi lascio la parola ai due protagonisti. Piero, cominci te? Max? Facciamo domande o... Intanto una prima... Se volete fare delle domande facciamo prima, ha ragione. Allora, intanto benvenuto a Padova, sono Pierpaolo Spettoli del Gazzettino. Allora, sei appena arrivato, però insomma, prima impressione, hai avuto modo intanto di conoscere un po' la proprietà e cosa rappresenta per te Padova, fermo restando che alle spalle comunque è una carriera fatta in Serie A. Sì, grazie per il benvenuto, sicuramente arrivo con grande entusiasmo in una piazza importante che ha fame di calcio. Ho conosciuto il presidente, mi ha trasmesso un grandissimo entusiasmo e voglia di far bene insieme al direttore. Da parte mia, anche se ho ormai 36 anni, comunque ho ancora grandissima voglia di dimostrare il mio valore e di mettermi al servizio della squadra e dei miei compagni, questo senz'altro. È stata una trattativa che si è conclusa proprio nei minuti finali, no, della sessione di ieri sera. Quando hai capito che si sarebbe veramente dovuta concretizzare e come hai vissuto anche la giornata di ieri? Ma nella giornata precedente c'era stato un contatto, poi in mattinata sembrava, non so, quasi tutto sfumato e all'ultimo momento non ci speravo più. La mia volontà era quella di venire a Padova, anche perché ero io anche che cercavo di venire in questa società così importante. E alla fine di corsa di spaccare il minuto per far sì di riuscire a venire qui a Padova, e alla fine ci siamo riusciti. Avevi altre opzioni anche, Giampiero? Sì, in Lega Pro avevo qualche altra opzione, ma la mia volontà era o di rimanere a Brescia o di andare in Lega Pro, una piazza importante, una piazza ambiziosa. Per fortuna ho detto che così è del Padova, per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi. Senti, passi da un Bisoli compagno a un Bisoli allenatore. Tu lo conosci già? Hai avuto modo di allenare con lui? Cosa ti ha detto di lui? O... No, non mi ha avuto come allenatore, ci siamo scontrati anche in Serie A, l'anno scorso in Serie B, l'allenatore era del carisma, la sua forza principale penso, poi avremo modo di conoscerlo meglio sicuramente. È un allenatore che sa cosa vuole, un allenatore battagliero. Spero di trovarmi bene, sono sicuro che mi troverò bene. Con il figlio già un po' ci ho parlato perché comunque era lì in squadra con me. Penso che possiamo fare bene tutti insieme. Ho visto che nonostante tu sia rimasto solo un anno, i tifosi del Brescia comunque sui social hanno un po' rinviato la tua partenza, ti hanno fatto tanti complimenti per come hai onorato la maglia. E cosa ti ha spinto ad andare via, visto anche questa accoglienza che avevi ricevuto? Guarda, Brescia ha passato un anno veramente fantastico, è una piazza, anche lì una piazza molto importante che ha fame di calcio. Io ho sempre dato tutto me stesso e ho sempre onorato la maglia come nel mio carattere. E purtroppo le cose sono cambiate dall'arrivo di Cellino e ho intrapreso una nuova strada, una nuova opportunità. Mi ha fatto molto piacere attestare in stima di tutti i bresciani, anche se è stato solo un anno, veramente li porterò nel mio cuore. Spero che possa dare il mio contributo anche qui al Padova e di avere tanti attestati di stima che ho avuto a Brescia, a Udine e a Verona.
Se gli almanacchi non sbagliano, almeno per quello che si trova su internet sulla tua carriera, in questo stadio hai giocato una volta sola ed è stata la tua prima in nazionale, quindi anche un significato, la prima significato particolare. Ho detto anche al presidente che qui ho giocato in quell'occasione amichevole contro l'Islanda, se non sbaglio. È stata una partita bella, uno stadio pieno, quindi ho bei ricordi. Davvero, anche l'anno scorso a un certo punto si era parlato di possibilità di venire qua, comunque qualche cosina, magari solo a livello di parletta, perché mi ricordo che il procuratore mi aveva detto che... C'era stato qualcosa, no direttore? C'era stato qualcosa, poi non si è concretizzato. Hai già parlato con Bisoli, magari un po' presto, però dal punto di vista tattico, tu puoi interpretare diversi ruoli a centrocampo. Ti ha detto qualcosa, ti vuole più davanti alla difesa oppure... No, non ho sentito il mister, non ho parlato di queste cose, mi dirà lui come, quando e perché sono a disposizione della squadra dei ragazzi. Passiamo anche a te, direi. Allora dai, ieri insomma il primo assaggio di campo l'hai fatto, allora anche te le prime impressioni di essere portato. Allora, diciamo che sono contento di essere arrivato qui a Padova, è un'ottima piazza, quindi diciamo che si sposa bene con le mie ambizioni anche. Quindi ho parlato con il direttore l'altro ieri e quindi la trattativa diciamo si è svolta in pochissimo tempo, quindi io ho accettato subito volentieri perché comunque sapevo dove venivo e quindi niente, sono contento di essere qui e spero di riuscire a dare il massimo per poter far bene. Luca, tu hai avuto sempre una grande vena realizzativa, mi ricordo l'anno di Livorno che hai fatto addirittura 14 gol con 2 mesi e Paulinho, no? Hai giocato sia mezzala che trequartista. A Cremona ti rimpiangono, parlavo con i colleghi, mi hanno detto che la prima parte della stagione sei stato secondo il migliore, siamo lì, poi hai avuto questo infortunio al ginocchio, volevo chiederti, all'adduttore, sì, muscolare, quindi mi hai detto che hai fatto tutta la preparazione, stai bene? Sì. No, adesso sì, diciamo che l'anno scorso sì, ho giocato prevalentemente mezzala, però anche trequartista, poi quello sono scelte che farà il mister Bisoli, che tanto mi conosce bene dato che mi ha già allenato a Cesena, quindi sa quello che posso dare in vari ruoli. E niente, comunque adesso sto bene, ho fatto la preparazione, quindi ormai manca un po' la partita perché queste ufficiali non le ho fatte, però mi sono sempre allenato, quindi sono a disposizione. Comunque c'hai il gol in canna, per essere un centrocampista ne segni tanto. Sì, diciamo che mi piace far gol, poi ci saranno gli attaccanti che faranno gol e se ci sarà bisogno faremo gol anche noi. Quante promozioni hai fatto come giocatore? 3, sì, e poi qualcos'altro che ho fatto 6 mesi e basta, quindi contiamo 3. Tu devi aver giocato, adesso vedendo la tua carriera, hai giocato spesso a Lugano, perché comunque eri in Serie B, gli anni in cui c'era anche il Padova, hai ricordi di qualche partita particolare? Ma ho giocato varie volte, sinceramente. Diciamo che ho ricordi che qua era un campo difficile, quindi da venire da avversario a vincere, quindi mi auguro che sia così anche quest'anno, che per gli avversari sia difficile venire qua a fare punti, quindi l'obiettivo è quello. Invece non so, guardando un po' il campionato, insomma, la partenza non è stata delle migliori, poi comunque siete appena arrivati, quindi vabbè. Si gioca col Fano e per capire un po' insomma anche quali possono essere le rivali insomma più accreditate, fermo restando che Padova ha dichiarato senza mezzi termini di voler vincere questo campionato. La società sicuramente è ambiziosa e quindi diciamo che penso abbia preso anche giocatori ambiziosi che non vengono così per... Diciamo che vincere non è mai facile, quindi lo mettiamo subito in chiaro. Io l'anno scorso ho vinto il campionato a Cremona, ma durante l'anno ci sono stati momenti anche difficili, quindi per vincere bisogna avere un bel gruppo oltre a avere buoni giocatori. E quindi diciamo che penso abbia fatto un'ottima squadra, sicuramente ce la giocheremo con tutti, quelle rivali sinceramente non ho guardato le squadre avversarie, quindi non so ancora bene neanche
tanto che sono arrivato ieri Certo. per capire un po', non ho visto ancora partite, quindi non posso dirti chi sarà tra i rivali possibili. Il primo approccio con lo spogliatoio ieri com'è stato? Che clima hai trovato? No, diciamo che ho visto vari giocatori con cui ho giocato contro, oppure anche per esempio come Madonna insieme, quindi mi hanno parlato bene sia della città che della squadra, quindi ho visto una squadra comunque con volti anche importanti, con giocatori importanti che ha fatto anche categorie superiori, quindi diciamo, ho visto un'ottima squadra, poi bisognerà tramutare il tutto sul campo. Senti, questo vale un po' per tutti e due, insieme a Puzzetti senti giocatori più esperti e anche con un curriculum importante che arrivano qui a Padova, quindi a voi verrà anche chiesto un po' di prendere per mano la squadra nei momenti di difficoltà, proprio per mettere a disposizione della squadra la vostra esperienza. Immagino una responsabilità particolare che vi prendete volentieri, ma com'è difficile arrivare subito in uno spogliatoio all'ultimo giorno di mercato? Bisogna arrivare in punta di piedi in questi casi, com'è l'atteggiamento giusto di un giocatore per approcciarsi allo spogliatoio di una squadra nuova? Beh, penso sempre con umiltà, comunque entri in uno spogliatoio nuovo, con tanti ragazzi, e la prima cosa penso sia rispetto e l'umiltà. Piano piano ci conosceremo con gli altri ragazzi e faremo sicuramente diventare il Padova un grande gruppo, che è la cosa principale per fare dei risultati positivi. Arrivare all'ultimo, l'ho spostato poche volte in carriera, ma ho sempre fatto gli ultimi giorni. L'anno scorso sono entrato nella squadra del Brescia e gli ultimi giorni erano tutti ragazzini di 18 anni, non conoscevo solo Caracciolo praticamente. Piano piano si impara a conoscere tutti. Sì, sono d'accordo con Giampiero, è naturale che entriamo nello spogliatoio e bisogna capire anche le dinamiche dello spogliatoio. E poi da lì sicuramente noi ci dovremmo mettere del nostro, dato che tutti siamo comunque un po' più vecchi e con un po' di esperienza, però sarà sempre al servizio della squadra, mai per fare contrasti o qualcosa, quindi bisogna capire bene anche chi è di fronte.